E appena fuori dalla laguna una gara velica per ragazzi da tutto il mondo. I nostri, forse perché giocavano in casa, comunque sono stati i più bravi di tutti. Conoscere il mare, capirlo, amarlo. È con questo spirito che davanti alle acque della spiaggia di Cavallino, in provincia di Venezia, si è svolta la 15ª manifestazione velica internazionale, riservata ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, intitolata Marco Rizzotti. Provenienti da ogni parte sono scesi in lizza 17 squadre, composte da 5 imbarcazioni ciascuna. Una gara optimist del tipo di imbarcazione usata, dalle 1000 spettacolarità e sfaccettature. Una sorta di apprendimento per affrontare il mare con dovuto rispetto e nel contempo imparare a gareggiare. Nel nostro sport, nello sport della vela, c'è questa educazione del ragazzo ad assumere le responsabilità e quindi a gestire la sua imbarcazione, a gestire anche il gioco di squadra con gli altri in una finalizzazione veramente educativa. Un'esperienza che naturalmente lascerà il segno su questi caiari in erba e molto probabilmente tra di loro ci sarà senz'altro il futuro campione. Per la cronaca, diciamo che prima tra le squadre straniere si è classificata la Slovenia, mentre da parte del Leone l'ha fatta la rappresentativa azzurra. Una manifestazione questa che è servita come preparazione in vista dei mondiali che si disputeranno in Cina nel luglio prossimo.